banheiro. Rafa no Adi, no Pinheiro. Chegou o jogo, a máquina. Está aí mostrando al traguardo andrà quindi a completare il podio femminile. Il podio amatori fascia 2 invece con Gianfranco Mariuzzo, Flavio Zoppas, Sergio Giuseppini. Ragazzi, tra pochissimo per voi sarà cerimonia di premiazione. Grazie. Amatori fascia 1, vero dominatore, il portacolori della Sunshine Races, Carmine Del Riccio. Intanto signori ci sono ancora degli atleti in competizione, quindi cortesemente liberare il tracciato di gara. Signori attenzione, vince la gara donne amatori a Vittorio Veneto, la portacolori Cycling Team Friuli Paola Maniago. Signore e signori, cortesemente. Moreno, annuncia che è campionato regionale, primo anno. Sì, l'abbiamo detto una decina di volte Giacomo, non preoccuparti. Campionato regionale, esorditi primo anno, maschile, femminile e anche provinciale. Let's go! Come on guys! Esordienti. Allora signore e signori, una comunicazione. C'è il tracciato di gara. Lo scorso gennaio 2016 Montepratte, campione italiano esorditi primo anno per Gabriel Fede, questo ragazzo nato a Cuneo, l'11 aprile 2003 che risiede a Santa Croce Vignolo, sempre in Piemonte. Ed eccoci con il passaggio di Gabriel Fede che occupa la terza posizione. Il suo ritardo è di 32 secondi. Attenzione intanto. Vai Ale, vai! Vediamo anche il passaggio della testa della corsa. Sempre assieme intanto i due. E 40 centesimi Gianni Sorena e Brian Olivo. Sta arrivando Gabriel Fede, l'altro piemontese in maglia cadrezzata e Guerzotti verso l'Iride. Andiamo a vedere qual è il suo ritardo. Occupa, lo ricordiamo, e 23 secondi. Poi transita Brown, sono transitate in 6 per il momento. Attenzione perché adesso si porta davanti Olivo. Eccolo, adesso si porta lui al comando. Vedremo che tattica cercherà di adottare, cercheranno di liberarsi del compagno di fuga. È transitato intanto Fabrizio Perini in settima posizione, transita anche Davide Ruffoni, Edoardo Tagliapietra, transita Enrico Dalla Cia. Siamo già giunti oltre, quindi tra poco faremo anche la panoramica completa di quella che è la situazione della competizione riservata alle donne esordenti. Attenzione Moreno, adesso ha un ritmo che aumenta metro dopo metro. Dopo che Olivo si è pronto al comando, scatta immediatamente, guadagna una quindicina di metri. Attenzione, si gira per vedere l'avversario come risponde.
Solenne perde contatto dal compagno d'avventura, quindi Olivo adesso sta spingendo al massimo cercando di liberarsi. Questi ritardi. Attenzione, appena transitata Sara Merenghi, la maglia Melavi Focus Bike. Sara Merenghi, testa della corsa della gara femminile. Sara Merenghi. Intanto Solenne si riporta lui al comando dopo aver raggiunto Olivo. E ti do anche il ritardo di Lucia Bramati, la campionessa donne esordienti secondo anno, ritardo di 18 secondi. Questa è la seconda per Brian Olivo. E non è facile ora recuperarli, c'è anche un doppiaggio da effettuare per Giole Solenne. Signore e signori, curva e rettilineo di arrivo. Ha vinto il campionato italiano, ha vinto anche la Coppa Italia, vince anche a Vittorio Veneto, Brian Olivo. Secondo, bravissimo, Gioele Solenne, uno dei grandi dominatori del momento. Attendiamo di avere i dati ufficiali al termine di tutta la competizione. Altri atleti intanto concludono. Eccola qua intanto Lucia Bramati, tratto di discesa. Oggi papà Luca Bramati è a commentare per Rai Sport la Coppa del Mondo. 105. Ed eccola qua, la vera dominatrice della stagione, che ha vinto il campionato italiano, ha vinto la premiazione. Eccola qua. Sta per arrivare al traguardo la medaglia d'argento del campionato italiano di Silvelle, donne esordienti secondo anno. Eccola qua sul rettilineo, da Puglia, la maglia Chase Bike di Alice Pappo, terzo posto. Secondo gradino del podio per il portaconte. Grazie intanto, bella notizia che arriva da Ogheride. Bruno Marchetti, il vice campione italiano, proprio in maglia Melavi Focus Bike, oggi con la maglia di campione, con la maglia della nazionale italiana, sesto Ogheride. Bruno Marchetti davvero si dimostra stato di gara, tra pochissimo il via degli allievi. Saranno 23 gli allievi secondo anno, 30 gli allievi primo. 30 secondi! Let's go! Come on guys! Oh, scivolati in partenza, rottamento con due atleti, uno dei quali rimane anche a terra, attenzione. Devono quindi attendere gli allievi primo anno. Bici praticamente incastrata sulla gamba per questo ragazzo. Primo anno! Pochi istanti e sarà start anche per le donne allieve. Come on girls! Dai Asio! Sono nel centro del prato, coppia al comando. Poi c'è un leggero margine fra il sesto concorrente il quinto concorrente che guida un drappello. Ancora in tre lì davanti, c'è un quarto concorrente che sta per riportarsi su di loro, quindi si formerà un quartetto. La gara comunque è estremamente lunga, la gara è iniziata da 5 minuti e 27 secondi dopo.
Si porta Celi ora. Della corsa è dato che si sta avviando al passaggio, ma manca ancora un pochino e dovrà procedere la leggera discesa verso il passaggio in finish line. 4 a condurre quindi. E c'è il vicentino Filippo Celi che fa l'andatura su Michele Chiandussi. Una grande stagione per Filippo Celi, grandissimo protagonista la settimana scorsa. Oh, derapata per Celi, poi arrivano Chiandussi, poi arriva Uez e poi arriva con una velocità pazzesca Filippo Celi, città di Marostica, testa della corsa, 8 minuti 25 secondi 70 centesimi, tandem inseguitore a 3 secondi, Michele Chiandussi, Emanuele Uez, Luca Pescarmona, 10 secondi di ritardo, Tommaso Bettuzzi, 12 secondi di ritardo, transita Davide Toneatti, transita Daniele Plati e via via tutti gli altri. Vai Asia! Transita Asia Zontone, l'atleta di Buia, vincitrice. Pronta! Posto. Secondo è terzo a Fiuggi alla Coppa Italia e vice campione italiano di ciclocross. Si riporta intanto al terzo posto Celi, che era stato superato da Bettuzzi, quindi ritorna al terzo posto Celi, mentre via libera per lui che ha già un ottimo margine di vantaggio. Ma attenzione, tratto finale era di salita e poi di discesa per Emanuele Uez, sono 5-6 secondi di vantaggio. Vai Michi! No, dietro non ci sta Chiandussi, non ci sta Bettuzzi, non ci sta Celi, non ci sta neanche Toneatti, sono tutti lì. Ma sta andando bene Uez, sta andando molto bene. Credo che ormai gli altri dovranno lottare per la seconda posizione, sono tutti lì, sono tutti lì, vicinissimi. Scappa Chiandussi, sempre tallonato da Celi, anzi da Bettuzzi, è Bettuzzi ora che è terzo. Ma siamo già sul tratto di discesa, assapora già il gusto della vittoria Emanuele Uez. Non manca molto a questo finale, nato a Trento il 2 marzo 2001, risiede a Cagliano, maglia della Tettamanti, vice campione italiano di ciclocross e oggi un grande risultato lo va ad ottenere a Vittorio Veneto. Arrivo per... Benissimo! La maglia è portata a casa. Arrivo per Celi, chiude in penna Pescarmona, applausi, scivolato nel finale, Celi, un altro grande protagonista. La maglia blu-black della Trentino Cross, SLSMP di Asia Zontone, non manca molto alla chiusura. Zontone! Che sorriso a 1000-10.000 denti per... La maglia UCLA di Giulia Bertoni ottiene il terzo posto, chiude Marina Guadagnin, Sanfiorese, quarto posto. Coppa del Mondo a Fiuggi domenica scorsa, è un ragazzo in crescita, abbiamo due giovani veramente interessanti tra gli juniores, Bruno Marchetti e naturalmente l'idolo di casa Filippo Fontana, ma siamo pronti per cominciare la cerimonia protocollare di premiazione. Complimenti da parte di Giacomo Salvadore, presidente del gruppo organizzativo, Tommaso Bettuzzi, Michele Chiandussi, Emanuele Uez, se li meritano i vostri applausi! Signore e signori, è il momento della cerimonia di premiazione. Stefano Simeoni, Daniel Cassole, Davide De Preto, i protagonisti della campionessa d'Italia, donna lieve secondo anno, Alessandra Grillo.
oggi veramente un passo formidabile per la friulana Trentino Cross SLSMP Asia Zontone. Giulia Bertoni, Alessandra Grillo, Asia Zontone, tre splendidi sorrisi che si meritano ancora più forti i vostri applausi!